quale migliore modo di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito? Vi aspettiamo! Andate al cinema! Portate i vostri figli! Un film per grandi e piccini! Con Movie Time! La magia del cinema! Con Vincent! Wow! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Senza sigla, senza nulla, siamo partiti così. È una novità del momento. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È il 9 di febbraio, è mercoledì, sono le 7.33 e come al solito andiamo a vedere innanzitutto il nostro sito. E ringrazio intanto Guido da Igea Marina, ultimo degli abbonati in ordine di tempo. Grazie Guido, rimangono aperte naturalmente le sottoscrizioni, le possibilità, questo va da sé, per sostenere la nostra radio. Sul nuovo sito radiolibertà.net trovate tutto ciò che vi serve, compreso il pulsantino Sostienici, che è più che mai vitale, più che mai importante. Intanto, come al solito, diamo un'occhiata alle agenzie di stampa, uno sguardo veloce alla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani. Ad aprile via le mascherine anche al chiuso e niente pass. È l'argomento d'apertura di stamattina. Stop alle mascherine all'aperto, ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di assembramento. Lo si legge nell'ordinanza del ministro Speranza. Alla Camera servirà il Green Pass rafforzato. E poi ancora in primo piano la Coppa Italia, 2-0 alla Roma, Inter in semifinale e una svolta epocale, dice il ministro Cingolani, riferendosi al fatto che l'ambiente entra in Costituzione, così come anche la tutela degli animali. Ok, definitivo alla Camera la proposta di legge che modifica 2 articoli della Carta Costituzionale della Costituzione italiana. Poi lo vediamo dettagliatamente. Intanto, sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, trionfo Costantini Mosaner dal curling, il secondo oro dell'Italia alle Olimpiadi. Doppio misto azzurro Fallon-Plain, battuta in finale la Norvegia. Un lavoro eccezionale abbiamo fatto, dicono i 2 atleti. Poi, sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, Ratzinger, una grandissima colpa non affrontare gli abusi. Ratzinger chiede perdono, scrive l'agenzia ANSA in una lettera sugli abusi sessuali a Monaco. Parla di grandissima colpa per chi commette abusi, ma anche per chi non li affronta. Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa Cattolica, dice Papa Benedetto XVI, tanto più grande è il mio dolore. Ogni giorno mi domando se anche oggi io non debba parlare di grandissima colpa. Poi anche questo lo vedremo bene dai quotidiani di oggi. È stata la mano di Dio il film di Sorrentino negli Oscar, nella cinquina delle nomination. Il regista napoletano dice: sono felicissimo, è già una grande vittoria. Il film è entrato appunto nella cinquina delle nomination annunciate oggi. E poi c'è il tema super bonus e bollette in Consiglio dei Ministri e gli edili in piazza a Roma. 4 miliardi contro il caro energia. 5 Stelle. Il Consiglio dei Ministri chiedono la correzione della cessione del credito per il superbonus. Possibili emendamenti in Commissione al Senato, dove è in esame il decreto sostegni terma. Il presidente dell'ANCE dice: così si rallenta la crescita, dicono i costruttori italiani. Sempre dal primo piano poi dell'agenzia ANSA il caso 5 Stelle, Grillo che dice le sentenze si rispettano, no a decisioni avventate. Il fondatore del movimento è intervenuto dopo la decisione del Tribunale di Napoli. Promuoverò un momento di confronto anche con Conte, ha scritto Grillo sui social. Nel frattempo invito tutti a rimanere in silenzio, a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire. E Conte ha disdetto la partecipazione a porta in serata. Intanto, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, in coma dopo bypass gastrico, il marito presenta una denuncia, è accaduto in Campania, la donna 28enne è in rianimazione in pericolo di vita.
E poi la famiglia che vuole sangue Novax ha accolto il ricorso dell'ospedale in Emilia-Romagna. Il giudice ha detto che la trasfusione ha garanzie di sicurezza. Si tratta del caso del bambino affetto da cardiopatia, la cui famiglia rifiuta trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il Covid, per un intervento a cui il piccolo deve essere sottoposto. E per concludere l'Ucraina e le parole di Macron: dobbiamo mantenere la pace in Europa, ha detto il presidente francese. Ho ottenuto da Putin l'assicurazione che non ci sarà un'escalation. Chiude la prima pagina dell'Ansa il no al doppio cognome al figlio di 2 madri. La decisione era della giunta Appendino, riguardava decine di coppie. Torino si appella, il comune si costituisce in giudizio. Il sindaco Lorusso chiede però che il Parlamento legiferi su questo tema. Così l'agenzia ANSA. Rapidissimamente vediamo anche la prima pagina dell'agenzia ADN Kronos, come sempre. Apertura sulle mascherine all'aperto e al chiuso, quando c'è l'obbligo. Cosa cambia dall'11 febbraio? Fino al 31 marzo obbligo soltanto al chiuso e all'aperto in caso di assembramento. 415 morti ieri, il bollettino dell'8 febbraio, qualcuno si domanda come mai, cosa succede, che numero è, anche il professor Galli, pensionato dal Sacco di Milano, se lo chiede, come vedremo sul Fatto Quotidiano. Nel frattempo, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ADN Kronos, il caso pedofilia. Ratzinger dice: non sono un bugiardo e Papa Francesco è con me. La lettera del pontefice emerito Benedetto XVI dopo il rapporto sugli abusi nell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga, quando Ratzinger era arcivescovo. Chiedo perdono alle vittime, ogni caso è irreparabile. Dice il Papa emerito: non vaccino mia figlia, ha detto Giorgia Meloni, Burioni e Cartabellotta contro di lei. E il Movimento 5 Stelle, dove si studiano mosse per uscire dall'impasse. Questo anche sulla ADN Kronos. Con ciò andiamo direttamente adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi e come al solito partiamo dal Corriere della Sera. In taglio alto, Grillo che gela Conte, bisogna rispettare le sentenze, dice il fondatore del Movimento 5 Stelle, dopo la decisione del Tribunale di Napoli che di fatto cancella la nomina di Giuseppe Conte a presidente. Beppe Grillo sul blog scrive: le sentenze si rispettano, non si possono prendere adesso decisioni avventate. Nel frattempo, sulla riforma della giustizia, la ministra Cartabia lancia una nuova idea per il sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura. Un metodo maggioritario binominale, con una quota proporzionale che lascia spazio a candidature slegate da correnti o gruppi minoritari, ma i partiti sono divisi. Poi vediamo meglio. E sempre in primo piano l'altro argomento del giorno: Ratzinger che chiede perdono, un testamento spirituale. Questa è la lettera che Benedetto XVI ha scritto in risposta al rapporto sui casi di pedofilia a Monaco, parlando di grandissima colpa della Chiesa. Provo dolore, spiega Ratzinger, ma non ho mentito. Il suo segretario, padre Ganswein, dice che una corrente vuole distruggerlo. Qualcuno vuole distruggere Benedetto XVI, dice Ganswein. Le mascherine, l'obbligo al chiuso fino al 31 marzo, gli stadi al 75%, da venerdì mascherine non più obbligatorie all'aperto ma al chiuso fino al 31 marzo, quando scadrà lo stato di emergenza. Prima di quella data si valuterà se potranno essere tolte anche al chiuso. Per il caro bollette in arrivo altri 4 miliardi, nuovo decreto legge, interventi a sostegno di famiglie e imprese per il secondo trimestre del 22, si userà il tesoretto della crescita del PIL nel 2021. Super bonus, cambiano le regole. Poi c'è la novità costituzionale: la tutela dell'ambiente e degli animali entra in Costituzione, diventa valore fondamentale della Repubblica. Ieri il sì definitivo della Camera. Momento storico, ha detto il ministro Cingolani. L'onorevole Michela Vittoria Brambilla dice: è un sogno che diventa realtà. Pagina 17, il Corriere si occupa in dettaglio della questione. La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e l'impegno a disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali entrano tra i principi fondamentali della Costituzione. Con un voto favorevole ad amplissima maggioranza, 468 sì, 6 astenuti, un solo voto contrario, alla Camera in quarta definitiva lettura, la proposta di legge è stata approvata modificando gli articoli 9 e 41 della nostra Carta Costituzionale.
Dell'aggettivo storico si abusa, ma oggi possiamo adoperarlo, ha detto Michela Vittoria Brambilla, presidente dell'Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. L'iter legislativo dunque si è definitivamente concluso. La modifica interviene sull'articolo 9 della Costituzione, integrando la tutela di paesaggio, patrimonio storico e artistico con quella dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, recita la nuova Costituzione, che inserisce il richiamo a una legge dello Stato anche per disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali. Questo all'articolo 9. L'altro intervento è all'articolo 41 della Costituzione, riformulato. L'articolo 41 è dedicato all'iniziativa economica privata che, recita la nuova Costituzione, non deve recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e ora neppure alla salute e all'ambiente. Commenta il ministro Cingolani: per le azioni che facciamo oggi e per le conseguenze in futuro è una conquista fondamentale per avere regole ben definite per proteggere il nostro pianeta. Con questo lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a rapido volo per non farci soddurre, questa è la bella parola che abbiamo trascurato il gioco etimologico in questi giorni, ci ritorniamo con molto gusto. Non lasciamoci soddurre dalle prime pagine, le seconde, le terze, le quarte e le quinte dei quotidiani. Cerchiamo però di leggerli per ragionare con la nostra testa. Soddurre è forse lo scopo di qualcuno, ma non certamente il nostro. Andiamo dunque in prima pagina su Repubblica, senza lasciarci soddurre da alcuno. Il mea culpa di Ratzinger è l'argomento d'apertura. Vergogna e dolore, chiedo perdono alle vittime ma non sono bugiardo e presto sarò davanti al giudice ultimo della vita. La lettera di Benedetto XVI rispondendo alle accuse di silenzio sui casi dei preti pedofili a Monaco in Germania. Vescovi divisi, aggiunge Repubblica, sull'ipotesi di un'inchiesta indipendente in Italia. C'è poi il sindaco di Bologna che spegne le luci delle città per il caro bollette, sciopero delle luci in tutta Italia. Il sindaco di Bologna Lepore ricorda l'aumento di bollette e inflazione vale 550 milioni di euro sul bilancio dei comuni. Per la politica Grillo blocca Conte e battaglia per lo statuto. E poi tra gli studenti del dopo Covid, a noi scrivere fa un po' paura. Ci sono 2 pagine che Repubblica dedica ai giovani, agli studenti dopo Covid. Mattarella ha chiesto di ascoltarli e loro chiedono l'esame che vogliono loro. Vedremo poi il pezzo di Paola Mastrocola, consorte del professor Luca Ricolfi, in prima pagina sulla Stampa, proprio su questo e sul ministro Bianchi. Alla Stampa infatti ci arriviamo subito. Apertura del quotidiano torinese sui 2 fatti del giorno, il mea culpa di Ratzinger sui preti pedofili. Secondo lo storico del cristianesimo Franco Cardini è una confessione molto pericolosa. Da uomo che è stato papa non avrebbe dovuto spingersi così in là, dice Cardini. Gesto degno di ammirazione ma pericoloso per la Chiesa, perché qualcuno potrebbe pensare che voglia togliersi un peso dalla coscienza. L'altro argomento, Meloni, una lunga intervista, 30 minuti al massimo, col direttore Massimo Giannini della Stampa. Sono pronta a governare, l'alleanza è in crisi, noi siamo coerenti, il vaccino non è una religione, non lo farò a mia figlia. Rabbia dei virologi per questa frase di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia rivendica la guida della destra. Salvini commenta: qualcuno vuole andare da solo e perdere. C'è una lunga intervista riportata dalla Stampa di oggi a Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia è il primo partito della destra, mi preparo a governare, dice la leader di Fratelli d'Italia. Un'intesa nel centrodestra ma non scritta sulla sabbia. Draghi mandi via i ministri Speranza e Lamorgese, sono totalmente fallimentari. Non vaccinerò mia figlia a Ginevra. E poi Draghi è più debole, ha una maggioranza variegata, le tensioni aumenteranno. Con Berlusconi ci siamo chiariti, un invito da Mediaset è già arrivato. Dopo le accuse di censura contro la Meloni da parte di Mediaset. E ancora dice Giorgia Meloni alla Stampa: il governo è inflessibile solo con chi protesta contro il governo, gli studenti manganellati. Putin e la crisi ucraina, non servono sanzioni alla Russia di Putin perché danneggiano le nostre aziende. L'unico partito rimasto nel centrodestra siamo noi, dice Giorgia Meloni. Al governo col PD mai, è una vita che vogliono chiuderci in un angolo.
Non ci riusciranno. Nell'osservare l'inconsistenza del centrodestra, Meloni avverte Salvini e Berlusconi: non si possono più scrivere accordi sulla sabbia, dice la presidente di Fratelli d'Italia, che non vaccinerà la figlia, critica il governo Draghi per la gestione della pandemia e poi punta il dito su due ministri, Speranza e Lamorgese, totalmente fallimentari. La coalizione ha enormi difficoltà, dice Giorgia Meloni circa il centrodestra, sul piano parlamentare inconsistente, ma le idee e i principi che la ispirano sono ancora maggioranza tra gli italiani. Va fatta chiarezza tra noi. Ricomposizione non dipende da me, ma le persone che votano centrodestra chiedono rispetto senza rincorrere la sinistra avversaria. La mia responsabilità è dare rappresentanza a questo mondo. Nell'elezione del Presidente della Repubblica hanno preferito tutelare l'alleanza di governo con PD e 5 Stelle invece che l'unità del centrodestra. Salvini non lo sento da prima che votasse per Mattarella. Berlusconi mi ha chiamato un paio di giorni fa, ci confronteremo. Il punto è che non si possono più scrivere accordi sulla sabbia. Da noi tutte le scuse sono buone per non votare. Siamo l'unica democrazia in Europa in cui il Premier non ha avuto legittimazione del popolo ma solo del Parlamento, che è poco rappresentativo ormai. Quanto a Berlusconi, un invito da Mediaset è già arrivato, poi la legge elettorale proporzionale, Berlusconi e Salvini la voteranno? Sulla carta, risponde Meloni, sono con noi per il maggioritario. Vedremo se cambieranno idea anche qui. Di certo il proporzionale è un modo per turlupinare i voti degli italiani, è la causa del pantano. Se poi si arriverà lì, chiederò che venga prevista una dichiarazione con cui ogni partito dice con chi è disposto a fare alleanze. Noi diremo con il PD mai. Sul territorio il centrodestra esiste, eccetera. Questo in sintesi il colloquio di Massimo Giannini con Giorgia Meloni. E sempre rimanendo alla stampa, tornando alla prima pagina, oltre a questo sono i due argomenti di apertura. C'è da segnalare appunto il pezzo di Paola Mastrocola su Bianchi, il ministro dell'istruzione, la maturità e la scuola schiava delle sue inefficienze. Ci andiamo subito all'articolo di Paola Mastrocola, pagina 25 della stampa di oggi, a proposito dell'azione del ministro Bianchi. Tutti compatti a protestare contro le prove scritte alla maturità, i ragazzi in piazza, i presidi al loro fianco, ora anche il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione contro il ministro Bianchi. Almeno il secondo scritto deve saltare alle superiori e all'esame di terza media niente prove scritte di italiano e matematica, niente colloquio di lingue straniere, anzi meglio abolire l'esame stesso. La motivazione è che dopo quasi 3 anni scolastici a singhiozzo tra DAD e quarantene, questi ragazzi non sono in grado di sottoporsi alle prove tradizionali. Ma qualcuno, domanda Mastrocola, si è accorto che si tratta di un'ammissione di inadempienza e di inefficacia senza pari? Un'autoaccusa, una plateale confessione. È come se la scuola dicesse che non ha fatto scuola per 2 anni, se ora accetta che i ragazzi si dichiarino impreparati a sostenere uno scritto di latino o di matematica. Giustificabile? Non so. Certo, lo sapevamo che la pandemia ha costretto a una scuola sconfortante. Ma fino a questo punto? Allora abbiamo lasciato aperte le scuole. Per che cosa? Abbiamo tenuto i ragazzi appesi a un video per 2 anni, 5 ore al giorno per insegnare nulla? Se non stava funzionando, dovevamo dirlo prima e non aspettare che l'annuncio del ministro su 2 prove finali scatenasse l'inferno. Dovevamo correggere la direzione, inventare un altro modo di fare scuola, per esempio meno video lezioni e insegnare ai ragazzi a studiare anche da soli, magari dedicando a ciascuno di loro uno spazio di verifica, un colloquio individuale. Se non stava funzionando, scrive Paola Mastrocola, i ragazzi per primi dovevano denunciarlo, scendere in piazza 1 anno fa a dire: guardate che noi non stiamo imparando niente, volete darcelo uno straccio di istruzione? Perché protestano solo ora spaventati dalle prove? Credo che dovessimo essere informati, tutti noi cittadini, prima del fatto che in 2 anni i nostri ragazzi hanno fatto sì e no 4 versioni di latino e 2 temi, così come ora ci rivelano gli studenti in piazza. C'era qualcuno a verificare che agli studenti fosse assicurata almeno la trasmissione di quelle conoscenze di base che avrebbero consentito loro di affrontare la prova finale, sulla quale, tra l'altro, sarà rilasciato loro un titolo di studio? Cosa certificheranno i titoli di studio quest'anno? Il falso? Come potranno affrontare il mondo del lavoro e il proseguimento degli studi ragazzi falsamente certificati? Oppure le cose non stanno così? Perché gli insegnanti non difendono il loro operato?
Non credo proprio che la maggioranza di loro abbia lavorato poco. Sono convinta che molti studenti abbiano studiato in modo degno, con grande difficoltà, disagio, ma comunque hanno lavorato. Cosa dovrebbero dire ora se verranno privati dell'occasione di veder premiato il loro impegno? È possibile che chi ha lavorato bene voglia essere messo alla prova alla fine degli studi. Invece questa generazione uscirà col marchio di infamia se le verrà negato un esame serio. Il mondo del lavoro ne terrà conto. Virus o no, dado o no, non ci saranno sconti. Insomma, conclude Paola Mastrocola, o hanno ragione i ragazzi a rifiutare gli iscritti e allora abbiamo dato una scuola inadeguata, oppure abbiamo fatto tutto sommato una buona scuola e i ragazzi dovrebbero accettare le prove scritte. Delle due l'una. Se aboliremo gli iscritti sarà da parte della scuola una missione di colpa. Se li manterremo sarà perché crediamo di aver fatto un discreto lavoro e confidiamo nella forza dei nostri giovani, capaci di affrontare a 19 anni, dopo 13 di studio, una prova. Noi, consapevoli del momento che ci tocca vivere, li ammireremo se non si vorranno sottrarre. Con questo lasciamo la stampa, andiamo a vedere la prima pagina della Verità. Verità di Belpietro che si apre con la prova: il super pass è inutile, ma ora scatta l'obbligo sul lavoro. Hanno rovinato la vita agli italiani per nulla, scrive il direttore della Verità. I contagi e i morti degli ultimi mesi e il confronto della curva dell'epidemia con quella di altri stati che non hanno applicato le nostre restrizioni fanno a pezzi il provvedimento. Anche un membro del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, si dice sconcertato dalle decisioni del governo che tira dritto. In primo piano sulla Verità lo sdegno di Ratzinger: mi hanno dato del bugiardo ma vado a Dio con l'animo lieto. E Francesco Borgonovo: a colpi di contentini, sempre allegri bisogna stare perché il nostro piangere fa male al re, per dirla con Foian Naci Gaber. Non si torna alla vita di prima, il governo continua a rifilarci contentini di fronte ai quali dovremmo pure ringraziare. Stefano Graziosi si occupa della rivolta dei camionisti che sta arrivando in Europa dopo Canada e Nuova Zelanda, scoppiata in Canada, diffusasi in Nord America, Australia, Nuova Zelanda. Il 14 febbraio la protesta anti-pass dei TIR punta a Bruxelles. A centropagina Claudio Antonelli si occupa di economia reale, altro che 4,8%, l'inflazione vera è all'8%, i dati ufficiali Istat non rispecchiano la realtà che affrontano i consumatori. C'è la tentazione di lasciar correre per diluire il debito pubblico, ma l'effetto sarebbe peggiore di una patrimoniale da 200 miliardi di euro. L'inflazione, calcolata secondo le medie statistiche, si discosta molto da quella che realmente intacca le tasche delle famiglie. In questi mesi il dato reale è almeno all'8%, 3 punti sopra il valore Istat. Maggior tensione sui consumi, più povertà. In primo piano sulla Verità poi anche i classificati Covid morti col tampone negativo, stasera su Rai 2, di errori commessi sui decessi Covid negli ospedali, malgrado il tampone negativo, si parla restart stasera su Rai 2. A chiudere la prima pagina della Verità, Grillo che gela Conte, nel Movimento 5 Stelle panico per le liste, dopo che una sentenza ha sospeso lo statuto varato secondo la linea di Giuseppe Conte, è gelo fra Conte e Grillo. I parlamentari temono una ripercussione pratica. In questa situazione chi può firmare le liste per le prossime elezioni amministrative? Paolo Del Debbio infine si occupa di Tommaso Montanari, storico dell'arte, rettore dell'Università di Siena. Il poco magnifico rettore è pronto a sfregiare di nuovo il ricordo delle foibe. La giornata del ricordo è esattamente domani. Se ne occupa Paolo Del Debbio in prima pagina: il convegno sfregio di Montanari nel giorno del ricordo delle foibe. Il rettore dell'Università per stranieri di Siena, Montanari, offende ancora la memoria degli italiani trucidati dai comunisti. Convocato un dibattito sul revanchismo fascista, ma la celebrazione è legge dello Stato, ricorda Paolo Del Debbio in prima pagina sulla Verità. Lasciamo la prima pagina della Verità con un lungo pezzo di Giacomo Amadori che si occupa dei magistrati. Tutti contro tutti fino al Quirinale, i veleni tra i big della magistratura nei verbali scatenati dal caso dell'avvocato Amara. Le incontenibili dichiarazioni, sempre meno credibili, del faccendiere Piero Amara hanno mandato in tilt la magistratura italiana. L'avvocato siracusano Piero Amara, per un mese, tra dicembre del 19 e gennaio del 20, ha riempito con le sue confessioni 6 verbali della Procura di Milano sulla fantomatica loggia Ungheria,
I suoi resoconti hanno creato un cortocircuito tra i magistrati di Milano, tanto che il pubblico ministero della Procura di Milano, Paolo Storari, a causa della presunta inerzia investigativa dei suoi superiori, decise di consegnare sotto banco i verbali di Amara all'allora consigliere CSM Piercamillo Davigo, il quale, con quelle carte, ha iniziato a rendere partecipi molti colleghi del contenuto di quei verbali riservati, spingendo per un'accelerazione delle indagini. Il telefono è arrivato attraverso il vicepresidente del CSM, Ermini, PD, fino al Quirinale, e mentre Davigo diffondeva il verbo di Amara, molte toghe venivano inzaccherate da quelle propalazioni, tanto da rendere necessaria una riunione informale del CSM con uno degli accusati, il consigliere Sebastiano Ardita, magistrato che oggi parla col Foglio di altra questione, come vedremo tra poco, sottoposto a una specie di surreale processo basato sul nulla. Il resoconto di Amadori è molto dettagliato, sono 2 pagine fitte, tutte le carte del cortocircuito della magistratura sul caso di Piero Amara, 52enne, è stato anche legale dell'ENI, al centro dei maggiori scandali giudiziari degli ultimi anni. I veleni tra il procuratore generale di Cassazione Salvi e l'ex procuratore capo di Milano Greco sulla presunta inerzia investigativa per i verbali, le riunioni carbonare al CSM con Davigo che distribuiva copie top secret delle confessioni ai consiglieri. L'ex capo degli inquirenti di Milano Greco corregge il procuratore generale Salvi, fratello dell'ex ministro Cesare Salvi, lo ricorderete, non mi ha mai parlato di contrasti o di indagini, nessun riferimento a Storari. E Giuseppe Cascini, già leader dell'Associazione Nazionale Magistrati, ha spiegato di aver ricevuto informazioni secretate non in qualità di pubblico ufficiale, ma come confidenza. Lo scontro tra Davigo e Ardita è esploso in occasione del voto per il nuovo procuratore di Roma. Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Ermini, avrebbe schivato i documenti riservati perché erano irricevibili. C'è un'altra storia raccontata sempre in ambito di indagini e affini, ma che riguarda la politica, da François de Tonquedec oggi sulla Verità. Le scatole cinesi che portano a Matteo Renzi. Spunta un'altra azienda guidata dal socio di Marina Leo, indicata quest'ultima come assistente di Renzi. Non solo conferenze a Pechino, ma anche lobby, scrive La Verità. Che lasciamo per andare a dare un'occhiata anche a Libero. L'apertura del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti è dedicata a un'altra vicenda tra politica e magistratura, per così dire, una vicenda che riguarda stavolta Rai 3 e Report di Sigfrido Ranucci, un parlamentare di Forza Italia, Ruggieri attacca, sono stato ricattato da Report, scandalo a Rai 3, inchiesta sugli inchiestisti, dossier e accuse di molestie, rissa nella TV di Stato sul conduttore Ranucci, il parlamentare di Forza Italia Ruggieri attacca, sono stato minacciato dal conduttore. Se non vi siete mai visti una puntata di Report non vi siete persi nulla, scrive Pietro Senaldi, anzi probabilmente sapete distinguere una notizia da una tesi politica, un'intervista da una taglia e cuci, rimontato ad arte, un'indagine da un killeraggio. L'inchiestista di Report è finito sotto inchiesta. Contrappasso, scrive Senaldi, chi la fa l'aspetti, Sigfrido Ranucci, il moralizzatore che vuole rieducare l'Italia, costretto a difendersi dalle accuse proprio come i grillini. Messaggi di Ranucci al deputato azzurro Ruggieri, abbiamo dei dossier su tutti i politici, dice a un certo punto il giornalista di Rai 3. In Vigilanza Rai esplode il caso delle allusioni del giornalista che all'onorevole di Forza Italia fa sapere di avere 78.000 segnalazioni. La Rai avvia un'indagine interna. Il filone principale che riguardava Ranucci si era chiuso a favore suo e di Report, con tanto di annuncio dell'amministratore delegato della Rai in commissione di vigilanza. Volevo informare, ha detto l'amministratore Fuortes, che la lettera è stata oggetto di audit e le accuse sono risultate non riscontrate. Si parla di una lettera anonima del 24 novembre scorso, oggetto di una seduta della commissione di vigilanza Rai. La lettera fu portata all'attenzione dei nuovi manager Rai da Davide Faraone di Italia Viva, con al centro presunti comportamenti non professionali dello stesso Sigfrido Ranucci, mobbing, avance sessuali, servizi montati ad arte. Accuse che la Rai, dopo un'indagine interna, ha archiviato, se non che, arriva qui la brutta notizia per Ranucci, ieri Fuortes ha comunicato che un'altra audizione sarà attivata ai danni di Ranucci per quanto denunciato ieri dal commissario di vigilanza Rai, il parlamentare forzista Andrea Ruggieri.
cioè che il giorno dopo la seduta dedicata alla lettera in cui si accusava Ranucci di molestia, eccetera, il deputato azzurro è stato oggetto di messaggi intimidatori e allusivi da parte dello stesso conduttore Rai Ranucci, il conduttore di Report, messaggi il cui contenuto da ieri è all'attenzione della Rai, della Commissione e della Procura di Roma. Ruggeri ha ricostruito cosa accadde davanti alla Commissione ieri dal 25 mattina di novembre. Il conduttore di Report ha detto: il parlamentare di Forza Italia mi chiama al telefono, del tutto autonomamente, non ho il piacere di conoscerlo e siccome non rispondo mi scrive messaggi, cosa anomala visto che sono messaggi di un soggetto vigilato a un soggetto vigilante, cioè di Ranucci, il vigilato, al vigilante Ruggieri, il quale deputato Ruggieri rivela che tutto comincia con un SMS abbastanza aggressivo, allusivo e minatorio, in cui Ranucci accusa me e l'onorevole Faraone di aver tenuto un comportamento vergognoso, diffondendo la lettera con le accuse contro il Ranucci medesimo. Il resoconto della seduta del 24 novembre sta lì a dimostrare il contrario. A me quella lettera anonima non è mai interessata, dice il parlamentare. Non a caso ho detto che l'avrei cestinata. Malgrado questo, il giorno dopo Ranucci mi chiama e col suo comportamento delirante mostra tutto il suo pregiudizio nei confronti di Berlusconi e dei colleghi, perché il conduttore di Report attacca a testa bassa l'onorevole Ruggeri e dice che il mio intervento, racconta Ruggeri, è un intervento comico perché fatto da uno che ha come capo Berlusconi, top player del bullismo sessuale. Tu e Berlusconi, scrive Ranucci, siete pratici di bullismo sessuale. E ancora Ranucci se la prende coi quotidiani, tra cui Il Giornale, che quel giorno riprendono la notizia della lettera di accuse contro di lui. Dice che è ancora più comico che l'intervento sia finito su un giornale che ha come direttore uno che, secondo segnalazioni arrivatemi in redazione, adesca minorenni. Ruggeri risponde contieniti e il direttore del quotidiano Minzolini sarebbe a questo punto intenzionato a procedere con la querela. Così Libero riprende questa questione dell'accusa di Ruggeri contro Ranucci e viceversa. Per quanto riguarda invece Meloni messa in castigo da Mediaset, non è vero niente, scrive Alessandro Sallusti. La Meloni non è stata punita per nulla da Mediaset. Ratzinger scrive sui pedofili: non ho mai mentito, così Renato Farina riassume la posizione del Papa Emerito. E poi ancora, da segnalare in prima pagina, 3 articoli, il primo di Filippo Facci, 30 anni di Tangentopoli e del sistema, gli effetti di Mani Pulite, l'idea di associare i libri di Alessandro Sallusti e Luca Palamara all'avvicinarsi del trentennio di Mani Pulite, per qualche istante mi era sembrata impresa ardua, ma il rapporto causa-effetto è lampante. Cosa lega Mani Pulite al sistema di Palamara? Dopo le inchieste degli anni 90, i magistrati erano l'unico potere rimasto in campo e le colpe del mondo politico hanno spianato la strada alle degenerazioni attuali, scrive Filippo Facci. A spianare la strada alla magistratura è stato il disgraziato mondo post-Tangentopoli dei dilettanti della politica e molte leggi fatte con le migliori intenzioni hanno peggiorato le cose. Palamara a un certo punto lo dice: non esiste più un confine tra la difesa degli interessi della giustizia e l'uso strumentale della giustizia per i fini politici di una parte della magistratura. 2 ancora gli articoli da segnalare in prima pagina su Libero. Sandro Iacometti: ci mancava solo l'ambiente in Costituzione, adesso fioccheranno i ricorsi, prevede Iacometti. Ci risiamo dopo il pareggio di bilancio che ha donato quarti d'ora di nobiltà all'austerità. Ora in Costituzione ci finisce pure la tutela dell'ambiente. Ieri, con il voto in seconda lettura della Camera, è diventata legge la proposta, scrive Sandro Iacometti, a suo tempo presentata dal senatore grillino Perilli, che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione, introducendo nuovi vincoli e principi fondamentali per preservare ecosistemi e biodiversità. Intendiamoci, difendere l'ambiente, scrive Sandro Iacometti, e gli animali è sacrosanto. Per questi ultimi, però, la nuova Costituzione si limita a stabilire che una legge disciplinerà i modi e le forme della tutela degli animali, mentre l'intoccabilità dell'ambiente è garantita nell'articolo 9, equiparandolo al paesaggio e al patrimonio storico-artistico, e nell'articolo 41, stabilendo da una parte che l'iniziativa economica privata, oltre a sicurezza, libertà e dignità umana, non può andare contro la salute e l'ambiente,
E dall'altra parte si stabilisce che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. Ora, commenta Iacometti, non c'è alcun apparente motivo per essere contrari all'idea che clima, qualità dell'aria, benessere del paese e del pianeta siano contemplati dalla Costituzione. Infatti ieri hanno votato tutti praticamente a favore. Nel paese però delle carte bollate e della burocrazia la notizia potrebbe essere meno bella di quel che sembra. Avete presente il tortuoso percorso autorizzativo che deve superare ogni opera che ha il minimo impatto ambientale? Avete presente i 1000 ricorsi che congelano i progetti, bloccano gli investimenti, fanno scappare le imprese? Basti pensare al TAP, Trans-Adriatic Pipeline. Fosse stato per i grillini, per il PD e il governatore emiliano, il gasdotto che oggi Bruxelles considera strategico per salvare l'intera Europa dalla crisi energetica e che tutti vogliono riempire di metano fino a scoppiare, probabilmente non sarebbe mai esistito. Ebbene, conclude Iacometti, oggi, oltre a rivolgersi al TAR, al Consiglio di Stato, ai tribunali ordinari, il presidente della Regione Puglia avrà anche la possibilità di appellarsi alla Corte Costituzionale e lo stesso potranno fare gli altri governatori, lo Stato e in via incidentale qualsiasi giudice civile, penale, amministrativo italiano. Insomma, oggi si fa festa, domani si conteranno i ricorsi e non ci sarà molto da stare allegri. Altro commento da segnalare è quello di Attilio Barbieri su un'altra questione che blocca i lavori pubblici e privati, il caos super bonus, si fermano i cantieri. L'edilizia a un passo dal crack, con la possibilità di cedere una volta sola il credito di imposta per le ristrutturazioni, introdotta dall'articolo 28 decreto Sostegni Ter, il settore dell'edilizia si è fermato. Molte imprese si ritrovano con il cassetto fiscale, scrive Attilio Barbieri in prima pagina su Libero, un cassetto fiscale imbottito di crediti che non riescono più a cedere. Troppi bonus, niente liquidità, cantieri fermi. Circa 300 tra imprenditori dell'edilizia, artigiani e tecnici hanno manifestato ieri a Roma contro il decreto Sostegni Ter. Abbiamo crediti per lavori che stiamo facendo, dice un imprenditore, ma non abbiamo liquidi per procedere, pagare dipendenti e materiali. Non si possono cambiare le regole in corsa, è scorretto. Io non frodo nessuno, non ho paura dei controlli, ma non posso procedere coi lavori. Alla manifestazione promossa da un gruppo di imprese ha partecipato l'ex ministro Fraccaro, padrino del superbonus, che ha invocato un decreto perché le banche possano continuare ad acquisire crediti delle imprese, altrimenti gli imprenditori onesti che lavorano in regola non avranno liquidità per pagare operai e fornitori. Caos, super bonus, si fermano i cantieri, iniziano a bloccarsi i lavori in tutta Italia. Le misure antifrode volute dal governo paralizzano le ditte e rischiano di far pagare il conto ai proprietari. I partiti sono in rivolta. Effetti dirompenti sull'intera filiera, dicono Confartigianato, impianti ed edilizia. Questo per quanto riguarda la prima pagina di Libero. Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura è sul Movimento 5 Stelle, 3 vie d'uscita, un'ordinanza col buco in freezer, Grillo discute con Conte la replica al tribunale, tra regole ed equivoci, i giudici non sanno che il regolamento sul voto online c'è dal 2018. Il garante Grillo dice zitti, è una questione complicata. Intanto Enrico Letta Junior, il segretario del PD, ha chiamato 3 volte Berlusconi per la legge elettorale per creare una maggioranza Ursula. Devi collaborare con noi, perlomeno questo racconta il Fatto con Giacomo Salvini. Le 3 telefonate di Letta Junior a Berlusconi. Caro Silvio, ora collabora con noi, chiede il segretario del PD, che ha chiamato il Caimano dopo il Colle. La proposta sul proporzionale è una maggioranza Ursula nel 2023 per dare un altro giro di 5 anni magari a Mario Draghi. Mentre Renzi per i cinesi era The Predator, questo è divertente, The Predator, l'uomo che voleva rivoluzionare il sistema politico italiano, che ha introdotto per la prima volta una riunione alle 7:30 del mattino sconvolgendo gli italiani abituati a lavorare dalle 9 in poi, una definizione, quella di predatore, che potrebbe essere la traduzione di rottamatore. È la presentazione di Renzi pubblicata dal sito cinese della Qiaoao International Public Relation di Pechino, società collegata alla Matayao International, che a sua volta avrebbe pagato Renzi per alcuni mesi la somma di poco più di 8.000 euro al mese.
E The Predator è un altro dei nomignoli che Renzi si cucca, mentre sullo spread effetto Draghi addio, in prima pagina sempre sul Fatto Quotidiano, guai in vista con l'aumento dei tassi, la crescita stagnante, la politica della Banca Centrale Europea. Un anno dopo l'arrivo di Draghi, il differenziale tra BTP e Bund a 10 anni ha chiuso in crescita, 158 punti base. Poi ci sono le gaffe della francese Lagarde, in palio il ritorno dell'austerità. E ancora in prima pagina sul Fatto di oggi, donazioni Covid, poi lo vediamo, fino a marzo niente rendiconti. Non tornano i conti delle donazioni Covid fatte nel 20 e nel 21. Sulla truffa diamanti invece Banca Italia sapeva tutto già dal 2013, titola il Fatto in prima pagina. La Banca d'Italia era già al corrente di tutto quanto. La Banca d'Italia sapeva che la vendita dei diamanti in banca violava le regole già nel 2013, nonostante quella scoperta sulle pietre del broker IDB che evidenziava come alcune operazioni potessero rispondere a finalità poco trasparenti, però la Banca d'Italia non ne fece parola con i risparmiatori, con il mercato, e non intervenne per fermare il business attraverso i canali bancari, perché i diamanti non erano prodotti bancari ma servizi connessi, dunque i relativi controlli non ricadevano sotto la sua responsabilità. I controlli in banca Aletti e la sorpresa. Già dal 2011 ne aveva lasciato la verifica alle stesse banche intermediatrici. La Banca d'Italia insomma se n'è lavata le mani, denunzia il Fatto Quotidiano sulla vicenda dei diamanti che hanno fregato i risparmiatori. E poi ancora c'è una cosa curiosa, in prima pagina, la guerra dell'olio, il salvagente multato dall'Agenzia per le comunicazioni, dall'autorità antitrust. Di che cosa si tratta? Lo scopriamo a pagina 16 del Fatto Quotidiano di oggi. Multato il mensile antitruffe, il salvagente, sanzionato dall'antitrust. Dietro c'è la guerra dell'olio. Così la riassume la vicenda il giornalista del Fatto Nicola Borzi. Intorno all'olio italiano infuria una guerra. La produzione nazionale di extravergine non copre neanche un quarto della domanda. Commercianti e produttori ne devono importare enormi quantità. La concorrenza feroce porta a durissimi scontri. Dopo le indagini 2015 sulle caratteristiche dell'extravergine scattate a Torino dopo un'inchiesta del mensile di consumerismo Il Salvagente, che declassò come vergini 9 dei 20 oli venduti come extravergini, nei mesi scorsi alcuni degli accusati, poi assolti, sono passati al contrattacco. L'associazione di settore Assitol, con le aziende De Cecco, Coricelli, Colavita, hanno segnalato all'autorità proprio il mensile dei consumatori, Il Salvagente. Coricelli chiede danni per oltre 20 milioni al mensile e al gruppo GEDI, cioè Repubblica, L'Espresso, Agnelli Elkann, per l'inchiesta ripresa in un articolo di maggio 2015 su Repubblica. Martedì 1 febbraio l'autorità per le comunicazioni ha sanzionato per 25.000 euro Editoriale 90, che edita Il Salvagente, perché il bollino, certificazione Salvagente zero truffe, appare suscettibile di ingannare i consumatori. È la guerra dell'olio. Multato il mensile antitruffe. E con questo lasciamo anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. C'è l'articolo di Marco Travaglio a difesa di Conte, come consueto di questi giorni, mentre noi andiamo a dare un'occhiata anche al Tempo di Roma. Il Tempo apre con due questioni. In taglio alto Amos e Stefania, il miracolo curling, medaglia d'oro a Pechino. Mosaner e Constantini dominano la finale di uno sport che in Italia ha solo 333 tesserati. Pellegrino invece è d'argento nello sci di fondo. L'altro tema invece ha a che fare con una notizia che, come abbiamo visto finora, nel tentativo forse di soddurre il popolo, non è stata raccontata dai giornali che abbiamo finora letto. 1000 stranieri rubavano il reddito di cittadinanza. Clamorosa truffa a Torino sul reddito di cittadinanza. Si spacciavano per rifugiati politici e in barba all'INPS si sono messi in tasca 6 milioni di euro non dovuti. Il pezzo di Franco Bechis lo leggiamo tra poco, ma 1000 pizzicati in un solo giorno ad essersi intascati 6 milioni di euro di reddito di cittadinanza con una truffa non avendone diritto non sono un caso qualsiasi di quelli che sono sempre accaduti con ogni sussidio erogato. Sono qualcos'altro, scrive Franco Bechis, poi lo leggiamo. Lo scatto di Ratzinger, non sono un bugiardo, e la prima pagina la vignetta fotografica di Osho con i due papi. Francesco che dice a Benedetto XVI:
Me la potevi dare a me sta lettera, che la leggevo in diretta da Fazio. E Ratzinger che risponde: ma se era tutto preparato, ma falla finita, ma così la vede Osho, mentre levate sto Green Pass che ormai fa solo guai, scrive Francesco Storace, da venerdì via alle mascherine all'aperto. Lasciamo anche il Tempo di Roma, andiamo a vedere adesso la prima pagina del quotidiano nazionale, giorno Nazione Resto del Carlino, apertura sulla benzina record, ora è proprio austerity, la verde e la diesel mai così care da 10 anni. Bollette folli, domani centinaia di sindaci spegneranno le luci dei monumenti, i rincari dell'energia strangolano le aziende e le famiglie. Tagli per risparmiare, il governo promette altri 4 miliardi di aiuti e poi ancora, conoscevate questo sport? Siamo i più forti del mondo, appena 333 tesserati in Italia per il curling, azzurri fenomeni anche nel curling, oro olimpico nel doppio misto, ma in Italia si gioca solo in 3 città. Poi ci sono i fiumi e i laghi vuoti in Lombardia, allarme climatico, l'anomalia non è terminata, non c'è acqua in Lombardia. Lasciamo il Giorno per andare a vedere anche la prima pagina del Foglio. Il Foglio apre con un pezzo dedicato da Matteo Mazzuzzi alla risposta cristiana di Benedetto XVI davanti alle accuse. Vergogna, dolore, perdono per la Chiesa, ma non sono un bugiardo, ha risposto Benedetto XVI a chi gli chiedeva di parlare dopo l'accusa nei suoi confronti di avere coperto tra fine anni 70 e inizio 80 4 sacerdoti abusatori sessuali. All'ora di pranzo, ieri la Sala Stampa ha diffuso una lettera firmata da Benedetto XVI che parla da cristiano, scrive Mazzuzzi, dopo aver meditato in questi giorni di esame di coscienza e ricordando che ben presto si troverà di fronte al giudice ultimo della sua vita, pronto ad attraversare con fiducia la porta oscura della morte. Ratzinger rimanda al Vangelo, scrive di comprendere il ribrezzo che sperimentò Cristo sul Monte degli Ulivi quando vide tutto quanto di terribile avrebbe dovuto superare interiormente. Benedetto XVI ribadisce che l'aver negato la partecipazione a una riunione nel 1980 è una svista, peraltro che l'allora arcivescovo fosse presente e messo nero su bianco nella biografia curata da Peter Zewald, quindi nessun mistero, ma aggiunge di essere profondamente colpito che la svista sia stata utilizzata per dubitare della mia veridicità e addirittura per presentarmi come bugiardo. Ratzinger non deve scuse e pur ribadendo di provare profonda vergogna, dolore e sincera domanda di perdono, ricorda che il problema degli abusi è ben più grande della sua persona, perché noi veniamo trascinati in questa grandissima colpa quando la trascuriamo o quando non l'affrontiamo con la necessaria decisione, come troppo spesso è accaduto e accade. Il Papa Emerito scrive di avere avuto grandi responsabilità nella Chiesa Cattolica, ma non elenca tutte le azioni segrete pubbliche messe in campo prima in qualità di titolare dell'ex Sant'Uffizio e poi da pontefice. Avrebbe potuto farlo se fosse stato trascinato in un tribunale, capro espiatorio individuato soprattutto al di là delle Alpi, dove si è deciso di arrivare alla resa dei conti col più grande ostacolo vivente alla svolta, da decenni invocata e ora delineata nel percorso sinodale, che ha già comunicato a Roma l'intenzione di aprire al sacerdozio femminile in Germania e farla finita con il celibato. Il presidente della conferenza episcopale tedesca Betzing aveva preteso le scuse di Ratzinger, lodando invece il cardinale Marx, capofila di quanti vorrebbero far confluire qualche ettolitro del Reno nel Tevere e che pure lui però nel dossier indipendente di Monaco è finito. Benedetto XVI lascia da parte la burocrazia, fa sì che ci siano i legali e il piccolo gruppo di amici che ha redatto la memoria di 82 pagine per me a occuparsi di smentire accuse e ipotesi. Ricorda la fiducia e la preghiera che Papa Francesco mi ha espresso personalmente, così Papa Ratzinger. Ma c'è un'altra questione interessante in prima pagina sul Foglio di oggi, il colloquio con il magistrato Ardita di cui abbiamo parlato prima per la vicenda Amara. Elogia Ungheria. Quello che sta per dire lo dice da componente del Consiglio Superiore della Magistratura Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto di Catania, fondatore della corrente Autonomia e Indipendenza. Parla della riforma del CSM. In Parlamento, qualunque cosa accada, mi auguro che a nessuno venga in mente di prorogare questo CSM. La proposta Cartabia riduce l'ampiezza dei collegi, mantiene il sistema uninominale,
farebbe scomparire ogni minoranza e dare ancor più forza alle correnti che cerca di avversare. Dunque si rischia di sbagliare con la proposta Cartabia. Cosa bisogna fare per eleggere il CSM? Il sorteggio, l'unico sistema che nell'immediato può scalzare il sistema delle correnti. Insomma, Ardita la pensa come Giulia Bongiorno. Ora risposte articolate. Dunque, abbiamo visto proprio tutto o la crisi della magistratura deve essere ancora raccontata? Credo che sia presto, dice il dottor Ardita al Foglio di oggi, per tracciare un quadro definitivo. Ma una cosa è la crisi della giustizia, che riguarda l'incapacità della politica di procedere con riforme efficaci. Un'altra è la crisi della magistratura, intesa nel suo complesso, come potere dello Stato che riguarda in modo essenziale l'autogoverno e la rappresentanza dei magistrati. Cos'è la corrente? Quando diventa cordata? Che cosa è ritenuto necessario? Esiste tra i magistrati un'élite organizzata politicamente, racconta Ardita, capace di ottenere il consenso per esprimere la componente nell'organo di governo che è il CSM. A dirla tutta, l'egemonia delle correnti non solo non giova ai magistrati, ma li indebolisce. La stragrande parte dei magistrati detesta l'appartenenza e si affida a quei pochi che intendono proporsi per l'autogoverno, ma è stanca di essere considerata come un contropotere rispetto al potere politico. Nel Consiglio dei Ministri di venerdì il governo avrebbe intenzione di presentare emendamenti di riforma del CSM. Difficile prevedere, dice il dottor Ardita, la riforma è politicamente scomoda, l'attuale sistema maggioritario nazionale non garantisce di liberarsi dal predominio delle correnti. Dunque, meglio il sorteggio, dice il dottor Ardita. Sui magistrati vi segnalo anche l'Andreas Version di oggi, di Andrea Marcenaro. Si dice in giro che 30 anni dopo sarebbe arrivata l'ora di riformare i magistrati. Già, hanno fatto un dio di quel furbastro ributtante di Di Pietro. Hanno adottato Falcone per massacrarne metodi e idee. Hanno trafficato alle spalle del Borsellino ucciso, raccontando balle a destra e a sinistra sul suo omicidio, salvo appenderne le foto in ufficio. Hanno inventato moralizzazioni immorali e illegali, facendole passare per benefiche rivoluzioni. Massacrato Tortora e appeso una medaglia al merito sul petto dei colleghi delegati al massacro di Tortora. Hanno provocato suicidi senza togliersi il cappello neanche davanti alle bare. Hanno fatto e disfatto governi, presidenze della Repubblica, premiato infami, distrutto vite, creato segretari di partito, regalato il soffio della vita alle dicerie più unanimi e più invidiose, perciò più plebee. Sono stati come categoria, perché singolarmente non si può azzardare, talmente ingiusti, talmente torvi, così volgari che non essendo stati bloccati né squartati né fritti nell'olio bollente come carciofi, perfino a Hollywood hanno dovuto chiedersi: è stata la mano di Dio? Così Andrea Marcenaro nella sua Andreas Version sulla magistratura, sui magistrati, parlandone come categoria, perché a parlarne singolarmente non ci si può azzardare, si rischia. Lasciamo la prima pagina del Foglio e andiamo a vedere velocemente anche Domani Avvenire e gli altri quotidiani. Poi vediamo alcuni articoli principali di oggi, tenendo conto che abbiamo alle 8.50 il nostro Qui Parlamento, alle 9 debutta una nuova rubrica di informazione parlamentare condotta dal deputato leghista dall'onorevole Antonio Zennaro. Ne parleremo tra pochissimo, appunto alle 9, e tutti i martedì, alle mercoledì, alle 9 si terrà questa rubrica in diretta dalla Camera. Giulio, Antonio Zennaro mi ha appena comunicato che c'è un cambio di scaletta. Lo so. Tullio Pattassini, era previsto anche Massimo Bitonci, che forse però sarà ospite comunque all'interno della mezz'ora, dalle 9 alle 9 e mezza. Alle 9.30 abbiamo con noi Carlo Cambi, un'altra puntata degli Scorretti. Alle 10.30 in Zoom di Antonino Danna l'eurodeputata Susanna Ceccardi, e prima Paola D'Amico, la nostra amica degli animali, giornalista del Corriere della Sera dell'inserto Buone Notizie. Intanto, e poi alle 12 una novità che annunceremo insieme a Carola Rossi tra poco. Intanto stavo dicendo, il Domani di Carlo De Benedetti si occupa di due questioni in prima pagina: il pezzo del politologo Piero Ignazzi, il rischio delle interferenze giudiziarie nella vita dei partiti, sulle 5 Stelle decapitati, e l'altro tema affrontato da Sonia Ricci, il Parlamento fermo sul fine vita. Il ministro Speranza prova a dargli una spinta alla legge sul suicidio assistito. Da Domani passiamo ad Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica,
che in apertura si occupa dell'ambiente, che entra in Costituzione nel nome dei figli, cambiati 2 articoli della nostra Carta Costituzionale per la piena tutela della biodiversità e degli ecosistemi, introdotti anche la tutela degli animali e i limiti per la proprietà privata. Con quel caveat, quell'attenzione, scritto meritoriamente oggi da Sandro Iacometti sul Libero di cui abbiamo parlato prima. E sempre rimanendo alla prima pagina di Avvenire, c'è da segnalare anche l'articolo di terza pagina di Claudia Lavia sugli i-virus. Non ci sono solo i virus fisici, ma anche i virus elettronici. Abbiamo scoperto così che la pandemia è pure digitale, i rischi per la sicurezza informatica in un mondo sempre più connesso e aperto. Assalti dei pirati, blocchi dei sistemi, richieste di riscatto. La necessità di avere i dati in linea e sempre a disposizione richiede nuovi e maggiori investimenti. Aumentano i bersagli non più solo individui e organizzazioni, ma anche infrastrutture nazionali e aziende pubbliche e private. Il 2021 è stato l'anno orribile delle aziende. Anche l'Italia non è stata risparmiata. Gli esperti stimano che lo scorso anno sia avvenuto nel mondo in media un attacco informatico ogni 11 secondi. Diamo uno sguardo rapido adesso anche al Sole 24 Ore di oggi. Il Sole 24 Ore, quotidiano di Confindustria, si occupa dell'offerta di Iliad, l'operatore telefonico francese, 14 miliardi per Vodafone Italia. Per ora nessuna risposta, ma il mercato ha stimato l'ammontare dell'offerta. L'operazione determina una nuova fase per il settore degli operatori delle telecomunicazioni. E poi sulle bollette altri aiuti in vista e correzioni sul bonus al 110%, come abbiamo visto prima. Dal Sole 24 Ore un'occhiata la diamo anche al Manifesto, titolo molto friendly su Draghi, ci vediamo da Mario, dalla crisi dell'auto alle concessioni balneari, titola il quotidiano comunista, dalle bollette al super bonus, tra incontri ristretti e consigli dei ministri, Draghi riparte da vecchie e nuove emergenze con le solite divisioni. Venerdì sul piatto la riforma del CSM e in arrivo altri 4 miliardi contro il caro energia. C'è anche un'intervista a Sergio Romano sulla Russia, basta ricerca del nemico, l'Unione Sovietica non esiste più. Per l'uscita del suo libro, Il suicidio dell'URSS, lungo colloquio sul disincanto della fine dell'Unione Sovietica e sui nodi della crisi ucraina, con Sergio Romano, saggista, giornalista e rappresentante permanente della NATO e ambasciatore d'Italia in Russia dall'85 all'89, un colloquio di Tommaso Di Francesco sul Manifesto di oggi. E chiudiamo le prime pagine con Il Riformista di Piero Sansonetti. Report, Rai produce dossier per intimidire i politici, i messaggi di Ranucci a Ruggieri, il commissario, cioè il parlamentare della Commissione parlamentare di vigilanza Rai di Forza Italia. Nessuno dei senatori e deputati presenti ieri in Commissione di vigilanza Rai riusciva a credere alle proprie orecchie quando il deputato di Forza Italia, rivolgendosi all'amministratore della Rai Fuortes, il deputato Ruggieri, in tono pacato ma perentorio, ha sganciato la bomba dei messaggi privati che gli avrebbe inviato Sigfrido Ranucci, conduttore di Report e vice direttore di Rai 3. Ricordando la lettera anonima che accusava Ranucci di molestie, il commissario di Forza Italia in vigilanza ha snocciolato una serie di messaggi che il conduttore di Report gli avrebbe inviato immediatamente dopo la seduta in cui si parlava di quelle accuse a Ranucci. Berlusconi è il top player del bullismo sessuale che adesca minorenni, scrive Ranucci, o avrebbe scritto al deputato Ruggieri. E ancora: mi arrivano decine di segnalazioni su tutti i politici, anche su di voi, tra uso di cocaina e scene da basso impero sugli yacht. Ranucci avrebbe intimato poi a Ruggieri di essere in possesso di ben 78.000 dossier sui politici, che nei messaggi definirebbe riciclatori e merde, tirando in ballo anche la compagna del commissario Azzurrio in vigilanza e la figlia di lei. L'amministratore delegato della Rai ha replicato che le accuse a Ranucci non sono state riscontrate e che sono serie e gravi, ma sono comunicazioni private non fatte nell'esercizio delle funzioni di Ranucci. Se il tutto fosse avvenuto in trasmissione sarebbe stato diverso, ha detto l'amministratore delegato della Rai. Il caso deve essere giudicato dalle autorità competenti. Attiveremo l'Audit, unico organo competente. Solidarietà personale invece istituzionale all'onorevole Ruggieri, ha espresso Matteo Renzi. Debolissima, secondo il riformista, la replica del conduttore.
I miei non erano messaggi di un vigilato a un vigilante, ma di un uomo a un altro uomo, ha detto il giornalista di Rai 3. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una mega alta pressione intrappola nuovamente l'Italia e garantisce al nostro paese un tempo del tutto stabile, temperature senza particolari variazioni. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cieli limpidi o al massimo velati, salvo per degli addensamenti sulla Liguria e per nubi basse o foschie sulla pianura padana. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, qualche nube in più al nord-ovest ma senza ulteriori conseguenze. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno. E abbiamo ascoltato dal Falstaff di Giuseppe Verdi Tutto nel mondo e burla. Il Falstaff è l'ultima opera del maestro, 1893, ai suoi begli 80 anni, anzi 90 anni suonati. Giuseppe Verdi, 80 anni perché per la verità è nato nel 1813, comunque è la sua ultima opera, viene rappresentata per la prima volta a Milano oggi, il 9 febbraio del 1893. La morale della favola della lunga vita di Giuseppe Verdi è questa: l'uomo è nato burlone, la fede nel cuore gli ciurla anche la ragione. Siamo tutti gabbati, irride l'un l'altro ogni mortale, ogni uomo, ma ride bene chi ride la risata finale. E poi cala la tela, il sipario, fine dell'opera.
E fine anche della vita produttiva del maestro Giuseppe Verdi, con una bella morale della favola. L'uomo è nato burlone, tutti gabbati. Comunque, dopo questa piccola morale della favola, secondo Giuseppe Verdi, ritorniamo a noi. Abbiamo una mattinata molto intensa, debutta una nuova trasmissione alle 9, Showdown in diretta dal Parlamento con la resa dei conti, che è un'impegnativa dichiarazione per chi lavora in Parlamento, con l'onorevole Antonio Zennaro, che ci farà conoscere più da vicino i provvedimenti legislativi in corso d'opera. E poi alle 9.30 il nostro amico Carlo Cambi, e parleremo di tante belle cose in maniera come sempre frizzante. Alle 10.30 con Antonino Danna la conversazione con l'eurodeputata Susanna Ceccardi. Alle 12 abbiamo un'altra novità e ne parliamo direttamente subito con Carola Rossi, il talk che oggi è in versione speciale. Buongiorno Carola. E grazie per essere qua. Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, oggi abbiamo uno speciale perché sarò in compagnia di un ospite, Davide Novali, che è un communication manager, con il quale lanceremo questo nuovo spazio, Motel Communication, quindi anche uno spazio dal nome un po' accattivante, che sarà una vera e propria stanza dedicata a tutto quello che riguarda la comunicazione digitale. Insieme a Davide Novali vedremo di volta in volta diverse tematiche legate al fare comunicazione, soprattutto utilizzando il digitale. Davide ci accompagnerà di volta in volta all'interno di questo viaggio, che sarà un viaggio tra l'altro accompagnato anche da musiche legate ai temi di cui parleremo, per capire proprio quali sono anche un po' le regole d'oro per riuscire a fare una comunicazione digitale efficace, perché come sappiamo la parola d'ordine è esserci, essere presenti, ma è fondamentale sapere come presentarsi al meglio. Quindi oggi debuttiamo con questo nuovo spazio, ovviamente saremo a disposizione per tutte le vostre domande, curiosità e dubbi, e spero insomma che lo spazio vi piaccia, quindi vi aspettiamo alle 12. È una nuova frontiera interessantissima. Grazie Carola, perché ci hai dato tanti spunti nel corso del tuo talk in questi mesi, in questi anni. Grazie mille. Grazie a voi, a dopo. A più tardi alle ore 12, non perdetela. Poi alle 13 come al solito arriva Sami Varin e si cerca di esplorare i territori italiani, che sono tantissimi. Un'operazione colossale quella che dovrebbe fare, che farà la rubrica di Potere al Popolo dalle 13 alle 15, dalle 15 alle 17 invece si cerca di capire in che direzione vanno i territori che abbiamo esplorato, cioè in che direzione va il mondo sotto il profilo della cultura, dell'economia, dell'analisi sociale, con Pierluigi Pellegrini e il suo punto politico in senso molto lato. La polis è fatta di tante cose e dopo aver cercato di conoscere appunto la nostra realtà cerchiamo anche di capire, di pensare, di riflettere su dove va. Questo è il compito del punto politico di Pierluigi Pellegrini e lo sarà sempre di più. Oggi tra l'altro vi segnalo una bella conversazione con il professor Paolo Natale a partire dalle ore 16:10, politologo della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano, con un oggetto molto particolare, l'Ulisse di James Joyce. E per quale motivo questo ci interessa dal punto di vista dell'analisi della nostra società e della nostra cultura, non per fare accademismo, ma per capirci di più del mondo che ci circonda. Questo in sintesi la giornata di oggi. Intanto diamo un'occhiata anche ai messaggi. Tra l'altro vi siete fatti soddurre dai giornali di oggi oppure no? Intanto vediamo un po' i messaggi. Dicevamo, tra quelli che sono arrivati oggi, l'ambiente, spero che la Lega non abbia votato, perché da ora in poi non si riuscirà più a costruire infrastrutture e tutto il resto è la goccia che farà traboccare il vaso, dice Giuse ottimisticamente. Per uno che è al governo per farsi esclusivamente gli affari suoi, The Predator Renzi è un titolo onorifico, quasi di ammirazione. Meglio l'italianissimo bastardo fiorentino. Il Papa voleva fare il macellaio, ne avevo il sospetto, scrive un altro ascoltatore, con una frase riportata di Fazio. Santo Padre, dicono che quando si muore il corpo perde 21 grammi, il peso dell'anima non saprei, sono 28. Lascio? Risponde Bergoglio in questa scenetta che si è inventato l'ascoltatore. È possibile che di mattina ci siano solo deputati della Lega, mai altri di destra? Noi partiamo da lì e poi mano a mano vedremo di metterci dentro un po' di tutto. Un po' di tutto però insomma lo trovate già dappertutto, quindi mi pare che bisogna anche differenziare l'offerta e specificarla, renderla specifica. Mettono la dittatura in Costituzione, ma non è quella roba che nessuno rispetta?
Scrive un altro ascoltatore: vi siete lasciati un po' soddurre, diciamo la verità, dai titoli di oggi. Noi torniamo però adesso ai quotidiani di oggi, ma prima vi segnalo due articoli interessanti in primo piano sul sito della fondazione yum.it. Un articolo di Marina Terragni su donne e politica: non serve parità ma differenza. Sostiene la storica rappresentante di una delle correnti principali del femminismo italiano, Marina Terragni, in una lettera al direttore di Repubblica pubblicata sul sito del professor Ricolfi, fondazione yum.it. Il dibattito era stato aperto proprio da Ricolfi sul tema della leadership femminile in politica e delle differenze tra destra e sinistra. Per una volta non è stata una donna a esprimere doléance, ma un uomo che a quanto pare sente questa carenza di protagoniste donne come una perdita per sé e per la convivenza civile. C'è poi l'articolo di Luca Ricolfi del 3 febbraio, appunto, dedicato alle donne e alla politica e al fatto che le donne sono sottorappresentate in politica e che se sono rappresentate lo sono di più dalla destra, sostanzialmente, o nel campo politico della destra. Questo è il dibattito che trovate in prima pagina sulla Fondazione Yum. Noi andiamo invece ai quotidiani di oggi e vi segnalo dalla Stampa di Torino una pagina dedicata a uno degli argomenti del giorno. Il caro bollette e i nuovi aiuti contro i rincari. Si va verso un decreto da 4 miliardi per famiglie povere e piccole imprese. Rispunta anche la tassa sugli extraprofitti delle aziende. Vertice sui balneari a Palazzo Chigi, in arriva una delega, la Lega difende le concessioni balneari. Matteo Salvini voleva 30 miliardi di indebitamento per disinnescare i rialzi dell'energia, si vedrà cosa il governo deciderà. C'è anche un'intervista sulla Stampa a Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, il gruppo da 13.000 dipendenti che fornisce energia elettrica e gas alle città di Milano e Brescia, in particolare, nato dalla fusione della EM di Milano con la corrispondente azienda bresciana. I prezzi sono colpa della stretta russa, la svolta verde aiuterà a tagliarli. L'extra costo del gas dall'estero vale 40 miliardi. Per quanto concerne la produzione energetica nazionale, è importante averla nella transizione green. A oggi in Italia convengono gli investimenti sulle fonti rinnovabili e non sul nucleare, dice Mazzoncini. A parità di energia sul mercato le auto elettriche vinceranno su quelle con motore termico. Discutibili queste posizioni, come tutte naturalmente possono essere discusse, ma dalla Stampa di Torino vi segnalo anche un'altra questione, ne abbiamo accennato prima dalla prima pagina di Libero: l'ingorgo del super bonus, la stretta contro le truffe che rischia di fermare più di 100.000 cantieri, gli imprenditori edili in piazza, il governo costretto a correre ai ripari. La cessione del credito sarà concessa agli istituti vigilati da Banca Italia e il governo sta elaborando un decreto per rispondere a una doppia emergenza. Oltre al caro bollette, il super bonus. La norma inserita nell'ultimo decreto Sostegni Ter, che limita la cessione dei crediti, sta paralizzando i tanti cantieri già avviati. La stretta sui crediti già attuata da molti operatori, banche e società finanziarie rischia di strangolare molte imprese del settore edilizio e creare enormi problemi alle famiglie. In ballo 107.000 interventi in corso per un controvalore pari a circa 20 miliardi di euro. Tutte le forze politiche sono d'accordo nello stralciare questo articolo del decreto Sostegni Ter, che limita a un solo passaggio la possibilità di cedere i crediti fiscali legati ai vari super bonus. Vista la situazione, al Ministero dell'Economia stanno mettendo a punto dei correttivi, scrive La Stampa, con un articolo successivo di Giuseppe Salvaggiulo: frodi per 4 miliardi, l'ombra della camorra, e nelle intercettazioni chi dice lo Stato è pazzesco vuole farsi fregare. La catena di Sant'Antonio della cessione del credito ha aperto la strada a truffe in tutta Italia, controlli difficili per gli istituti, cittadini adescati da società amministrate da nullatenenti che dichiarano di fare il 30% dei lavori in un solo giorno. A Pordenone il consorzio produce 1.400 documenti in fotocopia e poi sparisce. Un'azienda inattiva nel 2020 ora acquisisce crediti per 235 milioni da prestanome. Leg Power, My One, Skyfall. I nomi delle società sono anglofoni, la truffa è italiana.
In un mese e mezzo la Guardia di Finanza ha scoperchiato 4 miliardi di euro di falsi crediti fiscali generati da superbonus, maturati da imprese fantasma per lavori inesistenti. La catena di Sant'Antonio delle cessioni dei crediti, 15 regioni toccate. Grazie alle segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate, gli investigatori hanno monitorato nullatenenti, beneficiari di crediti che si sono moltiplicati del 500% in un mese. Le procure di Roma, Napoli, Rimini e Perugia sono intervenute con sequestri urgenti, considerando i crediti corpi di reato e impedendone l'ulteriore trasferimento ad altri soggetti in buona fede, comprese banche, assicurazioni, società pubbliche come Poste e Cassa Depositi e Prestiti. Questo non ha impedito già la monetizzazione di 2 miliardi di euro su cui proseguono indagini. Tra Napoli e Caserta, a truffatori seriali e professionisti del riciclaggio di denaro sporco e a pregiudicati vicini alla camorra proseguono le indagini che nascono qui, appunto, tra Napoli e Caserta e si estendono. A Napoli l'indagine è partita da un consorzio gestito da un commercialista che con una fitta rete di promotori adescava ignari cittadini interessati a usufruire del super bonus, come 2 coppie di San Vito al Tagliamento, Pordenone, desiderose di dare una rinfrescata alla villetta. I clienti compilavano le schede, firmavano i contratti, dopo illusori sopralluoghi il consorzio spariva. In compenso uno stuolo di tecnici fabbricava 1400 asseverazioni farlocche in fotocopia per emettere fatture false, certificando di aver completato in un giorno il 30% dei lavori. Grazie all'opzione sconto in fattura, il consorzio diventava titolare dei crediti. 10 mesi dopo i coniugi friulani, convocati dalla finanza, scoprivano nel cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate crediti per 127.000 euro senza che nessun lavoro fosse stato svolto, prima venduti, poi monetizzati o compensati dallo stesso consorzio, secondo uno schema fraudolento valso, solo nei primi 9 mesi dell'anno, 89 milioni di euro di fatture, 1.300 presunti clienti, 83 milioni di crediti già veicolati nella catena di Sant'Antonio. Niente male, la società ha un solo dipendente. Nel 2020 vantava un fatturato 15 volte inferiore, un parco clienti 13 volte inferiore. Altra questione, il reddito di cittadinanza, la truffa da record per 960 persone, 330 delle quali vivono in Romania. Il tutto scoperto a Torino, sottratti 6 milioni allo Stato. I beneficiari figuravano come residenti allo stesso indirizzo, scrive il giornale stamattina. Intanto ci fermiamo un attimo, adesso sentiamo anche il secondo brano musicale della giornata e poi apriamo la nostra rubrica del Qui Parlamento. Sonata per pianoforte opera 1 di Alban Berg, che nasce a Vienna oggi, il 9 febbraio del 1885. Compositore austriaco tra i protagonisti della vita musicale del primo Novecento.
Ci congediamo da Alban Berg, che nasceva oggi a Vienna il 9 febbraio del 1885, piano sonato opera 1, abbiamo ascoltato un pezzo iniziale e apriamo la nostra rubrica, il Qui Parlamento, in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera. Qui Parlamento. E abbiamo con noi questa mattina, per la rubrica appunto in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, Federica Zanella, deputata in Commissione Affari Sociali e in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, e che ringrazio e che saluto. Buongiorno e grazie per essere di nuovo con noi. Buongiorno a voi, grazie per l'invito e un buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Allora, le chiedo velocissimamente, perché è uno degli argomenti di cui abbiamo appena parlato in rassegna stampa, poi entriamo invece nel merito di una questione che lei ha meritevolmente, credo, sottolineato, ne parliamo tra poco, sì. Ma le chiedo innanzitutto cosa ne pensa in estrema sintesi della modifica costituzionale ai 2 articoli 9 e 41 della Costituzione che introducono la tutela dell'ambiente e degli animali. Qualcuno teme che con la questione dell'ambiente si rafforzi ulteriormente la difficoltà di fare opere e infrastrutture. In sintesi. No, assolutamente, noi ci siamo ovviamente curati che questo assolutamente non vada ad incidere sull'aspetto economico per quanto concerne ovviamente costruzioni, quant'altro non ci siano inibizioni, è semplicemente un inserimento dovuto per qualcosa che i padri costituzionali ovviamente non avevano pensato e soprattutto con un focus sulla tutela degli animali noi ci siamo mossi con grande attenzione e credendoci sentitamente, quindi assolutamente questo non andrà ad incidere in questa follia green che talvolta onestamente pervade ambiti non dovuti appunto come quello dell'edilizia, impedisce insomma anche all'economia di crescere, ma sicuramente era un atto dovuto che noi abbiamo supportato, infatti è stato diciamo così assolutamente avallato all'unanimità del Parlamento ieri, quindi assolutamente siamo a favore di questo. Allora, grazie per questa breve e sintetica risposta, però accennavo prima al fatto che lei, onorevole Zanella, si è occupata in questi giorni di una serie di questioni che riguardano in particolare la città di Milano come caso simbolo, no? L'escalation di violenze su Milano. Gli ultimi episodi, una signora novantenne violentemente colpita da un senzatetto in pieno centro, ma anche oggi Libero racconta di un cittadino che se l'è vista molto brutta a coltello in pieno giorno dopo che un tizio gli ha cercato di rubare in macchina. E anche qui si tratta di uno straniero che era già stato oggetto di attenzioni da parte delle forze dell'ordine. Comunque ci sono anche i gravi fatti accaduti nella notte di Capodanno, che in qualche misura sono stati, come è accaduto in Germania un po' di anni fa nella notte di Capodanno a Colonia, ampiamente sottodimensionati nel racconto, no? Per poi mano a mano emergere come qualcosa di più complicato che non una semplice vicenda di singola devianza e di singolo aspetto criminale. Stanno diventando qualcos'altro. Qualcuno vi ravvede anche i segnali della nascita di un fenomeno simile a quello delle bande in Francia, no? Sono pochi i commentatori che si soffermano però su questo, mi pare. Ecco, lei dice non sottovalutiamo queste questioni, non facciamone neanche una bieca operazione di propaganda e di contrapposizione politica. Qua c'è qualcosa di strutturale, se ho ben capito, no? Al di là degli annunci del ministro Lamorgese o delle minimizzazioni del sindaco Sala. Sì, allora c'è un dato, c'è un'escalation di violenza a Milano che è francamente un problema gravissimo ed è francamente inaccettabile in una città come Milano. Vede, noi abbiamo portato avanti una campagna elettorale in cui abbiamo sottolineato fortemente questo problema. Il sindaco l'ha sempre negato, cioè sosteneva che il fatto che noi ponessimo l'accento su una grave percezione di sicurezza dei cittadini qui suffragata dai fatti fosse ovviamente un qualcosa a cui dare una risposta concreta. Alla fine anche Sala è venuto sulle nostre dopo un'escalation francamente
paurosa, perché se noi andiamo a pensare dai fatti di Capodanno, poi ci torniamo perché giustamente lei sottolineava quello che io ho detto ieri, cioè il fatto che la Lamorgese si sia trincerata dietro il fatto che molti sono italiani di seconda generazione, al netto del fatto che ieri sono stati arrestati 2 egiziani minorenni, di cui uno peraltro era immigrato irregolare, ma al netto di questo fatto sicuramente rimane il fatto che c'è un disagio sociale legato a una mancata integrazione di queste persone, ma ci vorrei tornare, volevo tornare a un'escalation veramente inquietante. Lei ha citato i fatti di ieri di Via Spinazza, in cui un cittadino italiano, tra l'altro erano i 2 padri di famiglia, hanno scovato uno che gli rubava in auto e si è visto dare 4 accoltellate al collo ed è finito in ospedale. Ma ricordiamo appunto il pugno dato dall'homeless a una novantenne senza nessuna ragione l'altro giorno, a rischio vita, e quello ancora non si sa da dove sia sbucato. La senatrice Cattaneo è stata aggredita in stazione e derubata, e fatalità, il sindaco Sala ha deciso di dare una risposta alla cittadinanza il giorno dopo, il 20 di gennaio, ma è successo di tutto, ci sono baby gang che scorazzano, cioè la gente non si sente più sicura di camminare a Milano, ma è una cosa che noi sottolineavamo da tempo, perché poi ci sono delle zone assolutamente in preda a centri sociali, ci sono occupazioni abusive e quant'altro. Ecco, quello su cui ho focalizzato l'attenzione, perché vede, a noi non è che piaccia fare pubblicità, reclame, delle cose negative eccetera, vogliamo dare delle risposte ai cittadini, tanto che grazie a Nicola Molteni ci saranno quasi 200 agenti, 198 per il Vero, che arriveranno a Milano, cosa di cui ovviamente si è riempita la bocca la Lamorgese l'altro giorno, perché quando ci sono cose positive non vede l'ora di spenderle, però purtroppo ha anche così asserito che non sia giusto mettere in relazione l'immigrazione con i problemi di Milano, con i fatti di Milano. Allora, ribadisco, innanzitutto, ricordiamo che lei ci ha messo una settimana a esecrare quanto è successo e a dire che si sarebbe mossa, quando la notizia ha fatto il giro del mondo e addirittura mi davano notizie, mi mandavano giornali tedeschi, perché sapete, insomma, c'è stato c'erano coinvolte anche ragazze tedesche, oltre ad avere una somiglianza con i fatti accaduti a Colonia. Però appunto sottolineavano come né il ministro Lamorgese né tantomeno il sindaco si fossero mossi e avessero speso una parola su questi fatti, che sono stati gravissimi, perché insomma tutte le descrizioni della polizia sottolineano come questi ragazzi si siano mossi in spregio a qualsiasi sofferenza delle vittime, con un'aggressività, una cattiveria, un abuso perpetrato anche quando le vittime proprio stavano crollando psicologicamente, quindi sicuramente sono stati fatti gravissimi. Ecco, però io quello su cui voglio porre l'attenzione è che tu non puoi dire che non c'entri l'immigrazione, anche se fossero, e in questo caso abbiamo visto che c'erano molti stranieri e i 2 arrestati minorenni ieri erano egiziani di 16 e 17 anni. Uno peraltro appunto minore non accompagnato, che è un modo carino per i minori di dire che è un immigrato irregolare. Ecco, significa che tu non sai fare politiche di integrazione, che è ciò che diciamo. Noi accogliamo chi riesce a integrarsi, chi viene qua, chi cerca di lavorare, chi cerca di avere un permesso di soggiorno e si mette a disposizione della cittadinanza, e soprattutto cerca dei processi di integrazione che noi dovremmo dare, che tutti dovrebbero seguire in quelli che arrivano nel nostro paese, cosa che non c'è. Non basta parlare di disagio sociale, cioè sembra quasi che con questo la Lamorgese si scusi dicendo sì, poveretti, sono dei disadattati, c'è un po' di disagio sociale, vanno solo a violentare in giro delle persone. È inaccettabile, cioè è un discorso assolutamente inaccettabile. Non torniamo sul discorso più prettamente dell'immigrazione, ma è chiaro, per noi lei sta facendo un lavoro pessimo. I dati di Frontex danno più di 200, quasi 200.000 sbarchi di irregolari l'anno scorso, con un incremento di quasi il 60% rispetto all'anno prima, e lei continua ad allargare le braccia. Cioè, quello che noi diciamo di fronte all'escalation di violenza, di fronte all'escalation di sbarchi eccetera, è che non basta negare il fenomeno, bisogna prendersene cura. Allora
Sala si è svegliato il 20 di gennaio e si è accorto di avere un ministro dell'interno che non lo sta assistendo, dopo aver negato pro domo sua, perché ovviamente delle responsabilità sono enormi anche a livello locale ed era più facile negarlo, soprattutto in campagna elettorale. E viva che si sia svegliato e che abbia chiesto risorse. Adesso aspettiamo che si svegli anche la Lamorgese e cominci a darsi da fare sull'immigrazione, perché le due cose, l'escalation di violenza, le percezioni di insicurezza dei cittadini, non solo milanesi, qua stiamo parlando di milanesi perché ce n'è una al giorno, altri due, c'è stato anche un poliziotto aggredito a cui hanno tolto la pistola, bene. Cioè, ci si perde. In quest'ultimo mese è successo di tutto a Milano, sembra il Bronx, non è una cosa buona per i cittadini milanesi, quindi ecco, diamo risposte, cerchiamo risposte sotto profilo della sicurezza e sotto profilo adesso anche dell'immigrazione. Allora, grazie a Federica Zanella per questo focus e a presto, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a voi e a tutti i radioascoltatori. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera,